Possiamo dare il via ufficiale, benvenuti a tutti, facciamo anche un applauso perché questa sala meravigliosa del Comune di Udine che ci ospita è proprio adatta a celebrare questa giornata. Io dovrei stare seduta lì, in realtà volevo camminare un po' perché sto guardando tutti questi visi, buongiorno a tutte le autorità politiche presenti, comunali, regionali, provinciali, a tutti questi uomini di basket. Dovevo stare là, però vi voglio guardare tutti perché quando ci ricapita di ritrovarci tutti qui per un avvenimento così importante, poi girerà Francesco Tonizzo col microfono. Un saluto alle ragazze del basket, salve ragazze, benvenute anche a voi. Mi piace vedere questa sala da qui e soprattutto vedere Friuli Venezia Giulia Land of Basketball. È vero, siamo una terra di basket, siamo una terra meravigliosa, il nostro Friuli Venezia Giulia, siamo una terra di sportivi. Ne parleremo oggi di 40 anni di basket. Ero a Bologna proprio quel giorno lì e stranamente dentro il Palazzo dello Sport, magari ammortizzato per qualcosa, non ho sentito le vibrazioni del terremoto. È strano perché ero 2 anni prima nel Cile, okay, dove c'era terremoto ogni giorno. Sono uscito dopo, ho visto la gente in piazza Azarita e non capivo il motivo. Mi ha spiegato: coach, non hai sentito, c'è stato un terremoto, quindi è stata una cosa. Dopo mi sono reso conto della entità del danno e del dramma, eccetera. L'altra cosa che vedo il professor Pressaco qui e abbiamo visto la sua squadra spazzare via tutti per il titolo del settore giovanile juniores nel 76, il triangolo delle Bermude, Pressaco, Savio, Cagnazzo, sembrava una squadra di Serie A. Ricordi miei del basket di Udine, ovviamente ricordo i grandi giocatori, Apple Sanders, Claudio Malagoli, Betterini ha giocato contro, Sven Nader che, come hai detto giustamente, ha fatto 34 punti al Palalido, standing ovation, ha descritto perfettamente la situazione, Drazen Talipagic, Jim McDaniels che è stato citato qui, grandi allenatori. Cioè, prima partita che ho allenato contro Udine con la Virtus, Luisito Trevisan, poi Beppi Lamberti, poi Mario De Sisti, Asa Nikolic citato, Claudio Bardini che è seduto qua, quindi grandi personaggi. Sono qui anche per dirvi per diversi motivi faremo il primo scuola del Superbasket proprio qui, numero limitatissimo di iscritti, quindi vogliamo fare una cosa piccola ma fatta molto bene, 12 a 18 giugno qui a Treviso, non tanto a nord di qua, e quindi lezioni in inglese, giocatori americani tipo Steve Carney, Sylvester Gray che ricordate benissimo, giocatori italiani famosi del passato, Roberto Premier, quello del presente Stefano Tonut, grande Sergio Taucher che vedo qua, faremo un tavolo rotondo, parlerà 99% Taucher, 1% io, quindi sto approfittando adesso l'occasione. Passo il microfono e la parola a Antonio Capellari. Io venivo spesso nel famoso triangolo Udine, Gorizia, Trieste a cercare di rubare giocatori. Cercavo nei settori giovanili di portare dei giocatori. Qua abbiamo Riva, abbiamo i fratelli Bardini, abbiamo Premier. E poi vorrei raccontarvi un altro episodio perché la nostra squadra a Udine veniva sempre con grande piacere. 1984. Il nostro gruppo ogni sabato faceva la schedina e ognuno dava i suoi risultati. Morale, veniamo a giocare al Carnera e abbiamo 11 risultati positivi su 13. I ragazzi sono tutti quanti eccitati da questo risultato, vanno in spogliatoio. Peterson ovviamente non ne sapeva nulla perché non ha mai saputo niente di quello che succedeva nella squadra. Entrano in campo per il riscaldamento e siamo a 12. Manca il risultato dell'Atalanta che la squadra aveva incominciato la partita più tardi. Qui abbiamo Premier che era uno di quelli che aveva fatto la schedina. Morale della favola, fanno il riscaldamento e tutti continuano a chiedere a Piccone, che era il nostro dirigente, che era stato obbligato a mantenere la radiolina con le cuffie per sentire il risultato. Mancava il risultato dell'Atalanta. Cosa fa l'Atalanta? Loro avevano la vittoria in trasferta dell'Atalanta. L'Atalanta segna a 2 minuti dalla fine. Hanno fatto 13. In quel momento i ragazzi
si incominciano ad abbracciare. Il pubblico non riesce a capire il perché questi continuano ad abbracciarsi, a urlare. Peterson fa: ma cosa è successo? Cosa hanno fatto? E allora gli ho detto: guarda, hanno fatto 13, 44 milioni, che al giorno d'oggi sarebbero oltre 25.000 euro. Grazie. Io vi porto ovviamente il saluto a tutti i presenti del mondo che rappresento, di cui fate parte anche voi, avete fatto parte e fate parte ancora. Un mondo ovviamente, come ben sappiamo, che è in completa e continua evoluzione, un mondo che forse, come abbiamo sentito prima, qualcuno non riconosce più, ma che invece è un mondo, nella nostra regione in particolare, molto vivo, partecipato, che sta anche sperimentando posizioni nuove, condizioni nuove, tentativi di superare alcune difficoltà che a livello nazionale abbiamo. Penso ad esempio, lo dico in particolare al Presidente Petrucci e anche al Vicepresidente della Regione, lo sforzo che facciamo nella scuola. Ci sono decine e decine di nostre società, c'è il mio comitato che investe milioni all'anno per far fare attività motoria, attività sportiva nel mondo della nostra scuola. E lo dico Petrucci, stiamo toccando nelle scuole elementari quasi il 70% dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Speriamo che da lì ci possa, come dire, essere la base per avere i risultati che abbiamo visto qui Udine, la pallacanestro ha avuta. Per io che sono un isontino, un goriziano, mi ha fatto molto piacere che è stato ricordato il triangolo Trieste, Gorizia e Udine. E volevo soltanto dire questo: quando sono diventato Presidente della provincia nel 97, con Leo Terraneo, che voi tutti conoscete, si era immaginato quel progetto di Palmanova e della società unica di pallacanestro Friuli Venezia Giulia. Lui era molto convinto di farlo, so che anche la famiglia Snaidro lo era, e poi non si è fatto niente. Probabilmente, forse, un sano campanilismo, lo dico a Petrucci, ancora serve per rivitalizzare il nostro mondo dello sport, in particolare del basket, a Udine, così come l'ho visto molto entusiasta il pubblico a Trieste sabato sera, pur avendo perso quella partita di play-off, e quindi auguro a Pedone e a tutti coloro i quali lavorano nel basket, al Presidente Adami, che ringrazio per la professionalità che sta mettendo nel suo mandato di Presidente regionale, per tutte anche le occasioni di confronto e anche di gioia che sta dando, portando tante nazionali giovanili e non solo nella nostra regione, in particolare anche a Udine, a Lignano, ma anche a Trieste. E quindi a tutti l'augurio di buon lavoro, un po', come dire, riviver fa bene, e mi auguro che questo possa dare entusiasmo ai nuovi dirigenti, a te ovviamente Presidente, ma anche a tutti coloro i quali amano ancora il basket, in particolare il basket udinese. Grazie e buon lavoro a tutti. Pedone, grazie per aver atteso finora e adesso pendiamo dalle sue labbra. No, non serve pendere dalle mie labbra. Io ringrazio veramente, oggi è una delle prime volte che mi trovo emozionato, perché non che non l'avessi prima, ma ho preso coscienza di tutto il bagaglio di responsabilità che grazie a Davide mi sono venuto a portare sulle spalle, quindi oggi lo sento un po' più pesante del solito. Quindi questo passato meraviglioso che state oggi onorando, sarà certamente per me e per tutta la squadra motivo di orgoglio quando scenderemo in campo. Lo era prima e lo sarà ancora più oggi che abbiamo appena onorato appunto i grandi presidenti che nel tempo si sono avvicendati. Io faccio il mio, diciamo che sono qualche anno che grazie a Davide sono passato da semplice sponsor, poi a proprietario e a presidente, perché la passione è entrata in me. A vedervi, a ascoltarvi, questa passione non fa altro che ardere di più. Non condivido alcuni passaggi di alcuni di loro, caro Presidente, sul fatto che c'è quella tristezza che da alcuni è venuta fuori, non la condivido, anzi secondo me abbiamo una nazionale più forte che mai, quindi credo che abbiamo un bellissimo presente oltre che un glorioso passato.
comunque un presente e un futuro non li puoi costruire se non hai un passato e una coscienza del passato. Oggi questo incontro serve a fortificarlo, perlomeno in me e in tutti i miei presenti, da Lino a Davide, se ne fosse bisogno. E parlo anche un po' del futuro. Noi da domani ci giochiamo le nostre belle semifinali di playoff che cominciano in un Benedetti che è caldissimo, che è sempre stato caldissimo per tutte queste 3 stagioni di Serie B che ci siamo giocati dentro. Spero di potercela fare, non dipende chiaramente solo dalla mia volontà, ma dipende dalla volontà di un team meraviglioso che abbiamo costruito intorno quest'anno per primo all'allenatore che è qui al mio fianco, un allenatore che veramente è riuscito a darci una bella identità sia in campo che in fuori. Lino, bravo, già per quello che hai fatto, adesso però portala a casa, insomma. Non mettiamogli Per quello pressione. che ci siamo sentiti dire oggi non possiamo, scherzo dai, non voglio dar pressioni a nessuno, non l'ho mai fatto tutto l'anno, no, non l'ho mai fatto, giochiamocela bene. Io credo che abbiamo tutti gli estremi per poter fare un ottimo campionato. Ormai siamo arrivati in semifinale, Lino, da qui in poi ecco, sta a te. Grazie a tutti per tutto quello che oggi avete saputo infonderci con la vostra presenza. Grazie. Grazie a lei, grazie ad Alessandro Pedone. Coach, l'ha buttata lì, buttata No, proprio lì. nemmeno un po' di pressione. Pochissima, così. No, mi scuso che sono arrivato in ritardo, ma eravamo allenamento giusto per preparare la prima della serie di semifinale. Chiaramente ci sarebbe molto da dire, nel senso della mia presenza qui. Io da sempre ringrazio la società, Pedone e Davide, che hanno pensato di dare questa guida, no? Della squadra per provare a riportare Udine, diciamo, ai livelli che furono. Perciò sono molto contento, orgoglioso, e chiaramente il mio impegno è massimo. La cosa bellissima, veramente, chiaramente il titolo di questa giornata è anche Land of Basketball, no? Questa è veramente una terra di basket, è inutile che lo stiamo a ripetere, ma la cosa bellissima è veramente che qua a Udine, dovunque ti muovi, trovi gente di basket, perché comunque intanto ringrazio di vedere molta gente sempre di basket e non al Marangoni, al Benedetti, ai nostri allenamenti, perciò mi capita di vedere Ezio, Tiziano, Lorenzo, e passeggio per la città, vedo allenatori, è veramente bello, e questo mi fa capire dove sono, e ancora di più sono orgoglioso, il mio impegno è massimo. È chiaro che non è facile, devo ringraziare la società che mi ha dato una bella squadra, dei ragazzi motivati, e sono orgoglioso di allenarli. Stiamo facendo un cammino veramente bello, abbiamo vinto la stagione regolare, però insomma, abbiamo passato il primo turno di playoff, adesso viene il bello, ma con entusiasmo. Stiamo facendo bene, prima parlavo di pressione, però il bello di questo gruppo e di questa stagione è che stiamo ottenendo risultati con entusiasmo, con voglia, e molti di voi hanno parlato di passione, e questa è la cosa più importante. Anch'io voglio essere ottimista, è vero che è un momento brutto, ma è anche vero che qui a Udine, in regione, c'è materiale umano, c'è materiale anche fisico, perciò dobbiamo veramente tirarci sulle maniche e cercare di, magari con la spinta magari di risultati importanti, ma di lavorare su questo materiale. Perciò insomma io ringrazio ancora di poter far parte di questo progetto, e speriamo di portarlo a termine nel miglior modo possibile, anche se gli avversari sono veramente competitivi. Grazie intanto, grazie a tutti. Ma io cerco sempre nella vita di accontentarmi delle cose che ho. Ho sentito oggi, non voglio fare polemica assolutamente, ma ho sentito parlare di tunnel, ho sentito parlare di momento zero, siamo a livello zero, eccetera, eccetera. Abbiamo sentito, anche Marina ha percepito un certo pessimismo. Bene, io credo qui, come rappresentante della federazione Friuli Venezia Giulia regionale, credo di avere un rapporto privilegiato con un personaggio che è una fucina di idee assolutamente incontrollabile, incontrollato, che è Davide Michalic. Credo di avere un rapporto con le istituzioni e con la politica che mi sta accompagnando fin dal primo giorno
del mio mandato ed è un rapporto che definisco imprescindibile per organizzare quello che stiamo facendo in questi anni. Ho un rapporto con le istituzioni, ho un rapporto con le autorità locali e con una mano sulla testa sempre da parte del Presidente Petrucci, del Segretario Generale Bertea, del Vicepresidente La Guardia, che mi seguono continuamente. Quindi io parto da questo, dopodiché vi dico che abbiamo fatto 11 finali nazionali Under 19, 4 finali europee, 3 europee e un mondiale già assegnati, Under 20, Under 20, Under 16, Under 19, 4 volte la nazionale italiana è venuta in ritiro a Trieste, 9 partite, un minimo di 3.500 e un massimo di 6.200 spettatori, hotel che si muovono, gente nuova che si vede in città, agosto che diventa frizzante grazie alla presenza dello sport, alla presenza della palla spicchi. Credo che siano cose che non possiamo assolutamente dimenticare. Poi, sempre parlando di livello zero, e sono un po' polemico, apro Superbasket di questo mese e dell'amico Giampiero, vedo a pagina 2 il camp di Tarvisio per i maschi con assolute celebrità che saranno presenti del mondo dello sport. A metà c'è il camp di Lignano, Sabbiadoro, Sport and School, solo per il femminile in binomio con il campionato europeo Under 16, in cooperazione. Alla fine c'è il richiamo al campionato europeo Under 16, al campionato femminile, al campionato del mondo del prossimo anno Under 19. In mezzo c'è Dada Pascolo, che è di Fagagna, c'è l'articolo di Zanna, che è di Trieste, c'è l'articolo di Gianmarco Pozzecco, che è di Trieste, l'unico triestino applaudito a Udine. Ci sono 2 articoli di Sergio Taucer della nostra regione, c'è Antonia Peresson che gioca un bellissimo articolo, che gioca nel college de Pordenonese, gioca nel college Georgia Tech con una media punti di 8-10 punti a partita, si sta facendo onore. C'è Stefano Tonut, c'è le mie ragazze del terzo posto del trofeo delle regioni, Azzurrina, lì in fondo verremo dopo a voi, che sono prodotto del nostro settore giovanile, del nostro vivaio. E allora mi dico, signori, forse tanto male come Friuli Venezia Giulia non siamo. Se una pagina su 3 della rivista più importante della pallacanestro italiana parla in un modo o nell'altro di Friuli Venezia Giulia, allora credo che tanto a livello zero non siamo. Udine, Presidente, tornerà in Serie A. Ricordiamoci, la rubo agli amici del calcio, che la storia sportiva va a cicli, è indubbio. Abbiamo avuto Raggio di Luna Selmonson, ci sono voluti 30 anni per avere Arthur Antunes Coimbra il Galigno, poi sono voluti 15 anni per avere Oliver Bierhoff, poi sono voluti un lustro e forse poco più per avere Di Natale. Ma come sempre Udine nel calcio insegna, e lo insegna lo sport di Udine, che torna al vertice. E sarà così anche per la pallacanestro. Torneremo in Serie A, dobbiamo ricordarci del passato, non piangerci addosso pensando sempre a Postalmobili, Pagnossin, Hurlingham, Mobiam, quegli anni lì bellissimi, meravigliosi, ma guardiamo avanti. Questa è la giornata di tutte le persone che hanno coscienza del proprio passato, di coscienza di questo grande passato, ma che guardano al futuro. Grazie a tutti. Il vicepresidente della regione, Sergio Bolzonello, che è stato tra l'altro principale fautore per Euro 2017 e il Mondiale del 2017. Bravo. Beh, insomma, bravo. Sono stati tanti amici, ma Davide, dov'è Davide? Vieni qui Davide, vieni qui, perché lui non è mai venuto qui, vieni qui. Facciamo Davide. un applauso a Davide Mingalic, che l'hanno ringraziato tutti, giustamente, e lo ringrazio anch'io. Bravo Davide. No, Davide veramente ha un'energia straordinaria e ha una capacità di contagiarci tutti, e soprattutto ha una grande professionalità, perché poi le chiacchiere stanno a zero se non si sa organizzare le cose, e lì c'è un altro maestro, il maestro, che è Enzo Caino, con cui lavoriamo da tanti anni, molto prima della politica Enzo, quindi, ed è un altro che fa del Friuli sempre una vetrina straordinaria. Venerdì prossimo avremo, grazie alla tappa del Giro d'Italia, un momento di grande visibilità per la nostra regione, e noi sappiamo quanto la reputazione sia importante oggi, perché il fatto reputazionale è straordinariamente importante per tutto, e sappiamo che se lo sport arriva a questi livelli è importante anche per l'impresa.
Noi sappiamo che oggi, se riusciamo ad avere altissimo livello reputazionale di un territorio, serve a tutti, e questo lo si fa con grandi università, con grandi saperi, con grandi imprese, con grande sport, e questo è il tema. Quindi non siamo qui a promuovere tutti questi eventi insieme a Davide, insieme al Presidente Adami, insieme alla grande professionalità e la grande capacità del Presidente Petrucci, a promuovere questi eventi perché ci fa piacere spendere un po' di soldi pubblici oppure perché vogliamo avere una vetrina. Lo facciamo perché un intero sistema sia competitivo e abbia questo fattore reputazionale, che non è un fattore di consenso ma è proprio di reputazione, ed è per quello che siamo convintissimi che la strada sia questa e sia quella giusta. Finisco anch'io facendo un in bocca al lupo ovviamente al mio amico Presidente Pedone. Non dare pressione davvero all'allenatore, mi raccomando. Scherzo, perché noi stiamo vivendo i playoff a Pordenone per il calcio, che è un'altra cosa, invece abbiamo un presidente mio amicissimo che però dà un pelo di pressione, un pelo così, e chiudo davvero ringraziandovi per il grande lavoro che avete fatto, e soprattutto per averci permesso di fare una giornata, 2 ore di un grande momento di festa, ed è la cosa più bella, perché quello che abbiamo sentito oggi è al di fuori delle soliti discorsi di circostanza. Abbiamo parlato di sport e soprattutto abbiamo parlato di sentimenti, e senza los sentimenti lo sport non può essere sport. Grazie Vicepresidente, però non è finita. Io chiedo al Presidente Petrucci e al Vicepresidente Bolzonello di rimanere qua, perché dobbiamo premiare queste ragazze fantastiche dell'Under 15, le facciamo venire avanti, perché insomma, ecco, da mezza sala così sarete premiate da Presidente e Vicepresidente, da Giovanni Adami, per questo risultato fantastico che, come dicevamo, quando si parla di ottimismo, questo è l'ottimismo. La gioventù, la brava gioventù. Vi do altre 2 informazioni di servizio intanto da qua dietro, che tutto quello che è stata la giornata di oggi, tutto il galà andrà in onda su Udinese TV con tutti i contributi, le clip, anche quelle che per motivi di tempo non siamo riusciti a mandare, e poi appena facciamo proprio il saluto ufficiale ci dirigiamo tutti alla casa della contadinanza, dove andremo a brindare, a spilucare qualcosa, perché c'è il buffet, potremo brindare tutti insieme a questa giornata, mentre vedi Giovanni Adami continua velocissimamente a premiare. Bravissimo Giovanni, hai ricevuto un sacco di complimenti da tutti. Io aggiungo i complimenti a Davide Micalic, che non so dov'è, se mi sente, che mi ha chiamato qui oggi. È stato un onore, Davide, grazie, perché ho visto tante persone del mondo del basket e della mia terra che mi riempiono il cuore. Come si diceva prima, si parla di sentimenti, a volte siamo freddi giornalisti, in realtà siamo proprio... C'è la sorpresa per voi, giratevi perché non lo sapevate che c'è l'animato, potete andare lì a guardare. Che ridono.